È un po' paradossale, ma è comunque indice di salute del comparto turismo. Se il Lido di Jesolo dovrà far alloggiare fuori dalla località balneare una parte delle splendide ragazze chiamate a partecipare al concorso di Miss Italia, per gli albergatori questa è senz'altro una buona notizia, perché significa che le stanze sono piene. Per fortuna gli alberghi sono pieni, quindi i primi giorni con le ragazze prima delle semifinali sono tante, sono circa 200 e contrattualmente è previsto che le ragazze devono alloggiare in non più di 3 strutture per questioni organizzative, per i transfer eccetera, quindi non avendo 3 alberghi a Jesolo, una simile capienza per tutte le ragazze, abbiamo dirottati un comune qua vicino. Il pendolarismo sarà comunque contenuto entro i 20 km di distanza, interessando strutture ricettive di Noventa di Piave e Quarto d'Altino. Abbiamo un contratto quadriennale, quest'anno è il secondo anno. Abbiamo pensato che potesse essere un buon veicolo pubblicitario per la nostra località, soprattutto in questi momenti di crisi, e quindi far parlare di Jesolo in tutta Italia secondo noi è una cosa importante appunto per sostenere il nostro turismo. Miss Italia riveste sempre la sua importanza e del suo fascino sulla gente, magari cercando nuove formule per l'evento che dura ben più di una singola serata. C'è stato un momento in cui il concorso era un po' in crisi, ma anche quest'anno con un nuovo format che ci sarà dalla produzione, più con la presentatrice Simona Ventura che sicuramente non è l'ultima arrivata, pensiamo di rilanciare il concorso assieme alla Merigliani e quindi di trovare un concorso sicuramente che tornerà ai bei tempi. Dai bei tempi al bel tempo che troppo a singhiozzo si è visto durante l'estate, ma non è nemmeno, secondo il sindaco, da emergenza ambientale come è stato scritto.